siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo... Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, per essere così numerosi. La battaglia che stiamo portando avanti insieme con il Movimento 5 Stelle si riferisce alla raccolta firme per ottenere anche in Veneto il riconoscimento di questa malattia chiamata MCS, perché ad oggi l'unica regione italiana nella quale è riconosciuta, cioè ha un codice di eccezione ticket, è il Lazio. Il motivo non chiedetelo, ma credo che sia noto a tutti, possiamo capire tutti i motivi. Quindi credo che sia una battaglia di civiltà far sì che queste persone che soffrono, so che in sala c'è qualcuno che sa bene di cosa sto parlando, ottengano gli stessi diritti sia in Veneto, in Romagna, in Lombardia come nel Lazio. L'MCS, vi parlerò in breve della malattia. Allora, sono molto contento intanto di essere qui con l'amico Maurizio perché questa malattia è direttamente legata all'inquinamento ambientale e che vuol dire che è direttamente legata al nostro falso benessere. MCS sta per Multiple Chemical Sensitivity, che è l'acronimo della parola inglese sensibilità chimica multipla. Chi purtroppo contrae questa malattia, che non è contagiosa, ma è direttamente legata all'inquinamento ambientale, non può entrare in contatto con nessun tipo di sostanza chimica. Voi capite bene che vuol dire non vivere più. Ci sono ammalati che sono 6, 7, 8 mesi che non escono di casa. Perché per queste persone la sopravvivenza vuol dire stare in una stanza bonificata ed essere chiusi. Non riescono né a leggere un giornale, un quotidiano, un libro. Tante volte non riescono nemmeno a guardare la televisione perché subentra poi un po' di elettrosensibilità, quindi diventano sensibili alle onde elettromagnetiche, non solo quelle gigahertz del cellulare, ma anche quelle del telefono e della televisione. Devono vestirsi solo di cotone, devono mangiare solo biologico, oltre a spendere cifre spropositate per la cura. Ad oggi in Italia e anche all'estero non c'è rimedio. Quando viene diagnosticata la malattia, e questo viene sempre in tempi lunghi, da quel momento in poi si può solo sperare di non peggiorare, ma guarire ad oggi no. La malattia in Italia è da poco che si conosce, nel resto del mondo è già dal 1948 che se ne parla e si riconosce la causa come inquinamento ambientale. Io ho portato qui una mascherina che alcuni di voi, mia moglie compresa, usa tutto il giorno, perché se non ci mettiamo in testa di non inquinare come stiamo facendo, avremo una generazione che dovrà girare con la mascherina. Perché ripeto, per queste persone allontanarsi da tutto ciò che è chimico è la salvezza. E voi capite che non si può vivere eliminando tutto quello che è chimico. Uno va a abitare in un'isola del Pacifico, si nutre di pesci e di frutti e può vivere. Il problema, uno dei tanti problemi di questa malattia è che il medico curante, professore che sia, medico di base, medicina generale, non so se fra di voi ce ne sono questa sera, non conosce la patologia. Quando ci sono dei segnali che comunque devono dire al medico, qui non si tratta di mandare l'ammalato dallo psichiatra come è stato fatto con tutti gli ammalati, perché tutti gli ammalati il medico quando scambia i tagli sulla lingua, la difficoltà di respirare, il naso che si chiude, gli occhi che lacrimano con asma, raffreddore, rinite, riflusso gastroesofageo, alla fine quando non capisce niente dice vai dallo psichiatra perché per me io non so cosa fare. Allora io posso non saperlo, però un medico dovrebbe perlomeno essere informato che ci sono patologie, tra virgolette, nuove, delle quali dovrebbe essere a conoscenza e quindi di conseguenza di dotare il paziente prima che peggiori, perché molte persone aspettano 3, 4, 5, 6 anni prima di capire cosa hanno. E molte volte è il paziente stesso che tramite internet, passaparola e quant'altro riesce a trovare il medico ed è lui stesso che si fa la diagnosi, perché molte volte, il 90% dei casi, il medico proprio è inesistente.
Un'altra cosa, a mio avviso, abnorme è la politica che non si interessa di circa 10.000 persone malate in Italia di questa malattia. Quindi non sono un numero poco rilevato. Il problema è che in Italia non è nemmeno conosciuta come malattia rara, non esiste. In Italia l'MCS non esiste. Eppure ci sono 10.000 persone che soffrono quotidianamente e hanno anche dolori abbastanza fastidiosi, che però non sono riconosciuti. Tenete presente che la Comunità Europea già dal 1987 ha deliberato in materia di inquinamento, di malattie rare, di sensibilità chimica e quant'altro, però le soluzioni, delibere, leggi sono sempre rimaste lì a livello di studio di centri di ricerca. Come dicevo prima, l'unica regione italiana in cui è riconosciuta è il Lazio, quindi una persona nel Veneto che ha gli stessi disturbi, gli stessi sintomi di una malata nel Lazio non si vede riconosciuto niente. Io adesso non so quanti minuti mi restano ancora, perché diciamo che purtroppo, come dicevo, l'ammalato si deve per forza isolare, perché per lui la sopravvivenza è isolarsi dal mondo esterno, quindi dai contatti umani, anche con i propri cari. Non può venire, adesso per esempio, se ci fosse a posto mio un malato di MCS saprebbe argomentarmi molto meglio di me la sua situazione, però per un ammalato è improponibile essere qui in questa sala, perché essere a contatto con tante persone, perché poi ognuno di noi usa magari il deodorante, il profumo, il gel, il balsamo, la lacca, per queste persone è veramente improponibile avvicinarsi. Ci sono persone ammalate che sono costrette a vivere in una stanza della propria abitazione, in una stanza bonificata e non escono. Poi se c'è qualcuno che per loro può fare la spesa, voi pensate solo cosa vuol dire non fare le cose che normalmente siamo abituati a fare: andare all'ufficio postale, andare a bere un caffè al bar, andare a fare la spesa. Per queste persone è la morte civile essere costretti a subire una condanna del genere, senza che nessuno, medici per primi, capiscano la reale portata di questo problema. Non so se voi avete domande da farmi, perché magari qualche chiarimento, qualcosa, perché qualcuno ha da chiedere qualcosa? Prego. Nel momento in cui iniziano a manifestarsi dei sintomi e viene fatta una diagnosi di questa malattia, è documentato che ci sia una tempistica particolare per un aggravamento sicuro? Sì, Così, certo, sì. Allora ripeto, nel momento in cui ci sono dei sintomi viene fatta una diagnosi di questa malattia cioè è scientificamente provato, oppure ci sono dei parametri entro i quali può esserci un peggioramento sicuro, oppure le persone possono essere colpite in modo diverso in base alla loro costituzione, cioè non è detto che chi manifesta i sintomi sia per forza destinato a questo tipo di vita poi alla fine. Sì, in effetti è così, perché ogni malato di MCS reagisce in maniera diversa alla malattia. C'è chi ha un decorso più lungo, chi più breve, perché la malattia è sì genetica, ma essendo direttamente legata all'inquinamento ambientale ha bisogno di una causa scatenante. La cosa importante da fare è comunque allontanarsi da tutte le fonti di inquinamento. Però ecco, ogni ammalato reagisce in maniera diversa, c'è chi dà fastidio di più la plastica, chi più profumi, chi più il legno. Diciamo che la gamma di prodotti dai quali un ammalato deve stare distante è infinita, perché si va dalla plastica, tutti i derivati del petrolio, quindi il nylon, il polietilene, i fumi da combustione, il monossido di carbonio. Diciamo che faccio prima dire cosa può tollerare e quello che non può tollerare. Comunque non c'è un iter uguale per tutti. Ci sono persone che stanno bene per 6, 7, 8 anni, poi magari hanno magari meno. E chi invece adesso, perché io non sono un medico, io quello che so l'ho imparato a mie spese, perché appunto con mia moglie che ha questa patologia sono in contatto con molti ammalati, ci scambiamo purtroppo il carvaglio che sto facendo, perché ci si aiuta anche così.
Comunque non c'è un iter uguale per tutti. Mi sembrava che ci fosse un'altra persona che voleva parlare. Ma quali sono i sintomi per i quali una persona può cominciare a capire che ha tutto questo? Allora quando in presenza di prodotti di profumi in genere uno ha delle irritazioni però sulla punta della lingua e anche dell'ingrossamento della base linguale. Si ipertrofizza la lingua e si spessiscono la trachea, si indurisce. Per quello molte volte viene scambiato per asma perché uno ha difficoltà di respirazione, ma non è l'asma, è proprio la lingua che gonfiandosi fa fatica, e questo sempre in presenza di prodotti chimici. Poi spariscono quando la persona si allontana dall'agente inquinante, che può essere un'ora, 2 ore, mezza giornata, però ecco, diciamo che i primi sintomi sono proprio le prime vie aeree, la difficoltà di respirazione e la lingua che si ingrossa. Poi dopo subentrano capogiri, anche svenimenti, fino ad arrivare anche a aggressività immotivata, proprio quasi forme di violenza verso l'altra persona. Però diciamo che queste sono le cose basilari. Per quello molte volte il medico sbaglia, però quando si è in presenza di tagli sulla lingua, pustole all'interno delle labbra, delle gengive, scusate, e giramenti di testa, non è che ci sono tante malattie che possono essere scambiate per MCS. Sì. Generalmente colpisce la popolazione anziana o anche giovane? No, c'è una bambina che è di 5 anni, ci sono donne di 20, uomini di 25, donne di 60, non c'è una classe di persone. Diciamo che l'unica cosa che accomuna un po' tutti gli ammalati di MCS è che sono più frequenti i casi di MCS nelle aree più industrializzate. Quindi questo è uno dei quei motivi per cui ci si propende verso l'inquinamento ambientale. Da ultimo ci sono ultimi studi che hanno visto che anche le donne che hanno le protesi al seno da silicone, non quello taroccato ma anche quello normale, diciamo, anche quelle persone lì, come i reduci della guerra del Golfo, hanno un incremento di malattie di MCS. Da non confondere con un danno impoverito che è tutta un'altra cosa. Quindi non c'è una classe di persone, sesso o età, purtroppo colpisce tutti. Io volevo leggervi solamente 2 righe scritte nel 1988 dal professor John Spengler dell'Harvard School of Public Health, che è una scuola in materia di inquinamento dell'aria degli ambienti domestici. Nel 1988 vi sono crescenti prove che esistono nella nostra società individui chimicamente sensibili. Molti si ritiene hanno probabilmente acquisito questa reattività in seguito a esposizione cronica, ma anche senza una malattia conclamata, la sindrome, consistente in irritazione, stanchezza, insufficienza respiratoria e nausea, associata a problemi connessi all'edilizia abitativa, ha come risultato una perdita di produttività e una perdita di tempo dovuta a indagini e dispute legali. Questo nel 1988, ma in America è dal 1948 che si parla di MCS. Per questo dicevo prima, quando si parla al medico, quando non arriva a capire niente, intanto l'ammalato si aggrava. Dovrebbe arrivare per tempo, perlomeno la cura non c'è, però se è presa in tempo, almeno da lì uno non si aggrava, può sperare di non aggravarsi. Mentre passano gli anni, 3, 4, 5, 6 anni, finché uno trova il male che ha, non c'è cura al giorno d'oggi. In Italia anche nel mondo non c'è la cura per l'MCS. L'unica cosa da fare è l'evitamento. L'unica cura che danno è una cura disintossicante, detossificante per eliminare i metalli pesanti che tutti noi abbiamo nel nostro corpo, però certe persone interagiscono in maniera diversa che il corpo fa sì che il corpo non detossifica più tutto il chimico che c'è nell'aria. Ecco, io credo. Se ci sono altre domande,
E comunque ricordo a tutti quanti che alla fine della conferenza in fondo alla sala c'è il banchetto per la raccolta firme, perché come Movimento 5 Stelle in tutto il Veneto vogliamo portare all'attenzione della Regione questo il riconoscimento dell'MCS come patologia, quindi come malattia riconosciuta che abbia diritto quindi anche al sostegno medico e anche al pagamento delle cure che al momento non sono riconosciute. Per cui alla fine del convegno vi invitiamo a porre la vostra firma e vi ricordo che serve il documento di identità. Se ci sono altre domande... Sì, no, un'ultima cosa prima che mi dimentico, perché essendo di fretta, per questi malati addirittura anche andare, dovessero fare un prelievo all'ospedale o si rompono una gamba è un guaio. Io ho scritto a tutte le altre del Veneto dicendo che avevo un problema se conoscevano la patologia. L'unica ASL che mi ha risposto dicendo non la curiamo ma sappiamo cos'è è stato l'ospedale di Borgo Valsugana. Quindi in tutto il Veneto nessuno sa cos'è, nessun medico sa cos'è, nessun infermiere sa cos'è. Quindi se capita a un malato di MCS dall'ospedale viene portarsi via i protocolli che usano in Canada dicendo al medico guardi che io ho questa patologia, allora prendono le dovute precauzioni. Questa è la situazione di Veneto. Claudio, una domanda tecnica per chiudere. Di quante firme stiamo parlando? Allora, ad oggi siamo arrivati... Se i firmatari devono essere solo residenti in regione oppure anche in tutto il resto d'Italia? Ad oggi siamo a 1000 e qualcosa firme nel giro di 2 mesi. Più sono, ed è ovvio che sono di più. Non c'è bisogno di essere residenti nel Veneto. Siccome io sto organizzando, spero di riuscire in aprile, una conferenza medica a Paolo dove si parlerà con persone molto più qualificate di me di MCS in tutti i suoi aspetti, è ovvio che se abbiamo qualche migliaio di firme che consegneremo al governatore Zaia, se avrà il piacere di essere con noi, non credo che verrà, comunque noi vi abbiamo inviteremo anche tutti i componenti della commissione di studio che è stata istituita per l'MCS, e quindi più sono e meglio è, ma non è bisogno di essere residenti nella regione. Ci sono altre domande? Io vi saluto, scusate, non è scortesia, ma ho il treno alle 22. È stato un piacere essere qui, spero che avremo il tempo in futuro di fermare un po' di più e di magari parlare un po' più in profondità della questione. Grazie a tutti della cortesia. Quali notizie sulla malattia dov'è che le troviamo? Su qualche sito? Su internet, però su internet deve sempre prendere le cose con le pinze, perché su internet trova tutto e il contrario di tutto. Quindi lì nel volantino c'è la mia mail. Se lei ha giorni chiarimenti ben volentieri, perché ci sono dei siti che è meglio lasciar perdere, dei siti che si può benissimo prendere informazioni. Comunque ecco, anche le varie associazioni non è che facciano molto per i malati di MCS. Quindi ci sono delle associazioni ma sono per conto mio solo scopo di un problema. Grazie ancora. Ringraziamo Carlo per aver arricchito la nostra serata e penso che anche nell'intervento successivo abbiamo molti spunti per riflettere ancora su questa